Inutile farsi illusioni, con il Covid, la crisi economica e lo sblocco dei licenziamenti, in autunno occorre prepararsi a sostenere il reddito delle famiglie che saranno in difficoltà, famiglie che sono al centro della nostra società. La famiglia è il nucleo fondamentale della società italiana e abbiamo visto però che in questi anni sono state spesso dimenticate, dal tema delle famiglie con tanti figli fino anche al tema delle famiglie monopersonali, quindi fatte da una persona sola. Il coronavirus e il lockdown dovrebbero insomma essere l'occasione per fare interventi forti a favore delle famiglie e così ecco il tema delle tasse e del fisco. Faccio un esempio molto concreto. In Francia per le famiglie che hanno tanti figli esiste una norma che si chiama quoziente familiare, che vuol dire che più figli hai sostanzialmente meno tasse paghi. Questo consente intanto una spinta vera alla natalità. In Francia, insomma, fare figli quasi conviene o comunque è possibile. Conti alla mano, anche in Veneto tutti vogliamo più genitori.